E adesso vediamo le squadre che stanno appunto scendendo in campo e si stanno allineando al centro per dare il consueto saluto ai tifosi. E intanto si comincia, è iniziata questa 20ª giornata, la prima di questo 2023, speriamo ci faccia divertire. Attenzione perché subito un errore in impostazione, può andare a Richielli, il tiro, parata del portiere, semplice. Vediamo 6 uomini della Clivense pronti ad attaccare l'area di rigore, il cross che arriva, attenzione. E l'occasione che sfuma, una grandissima occasione per la Clivense. Attenzione, ancora Bragagnolo, ha spazio. Prova a servire Antenucci che non ha un controllo fortunato, ma ancora Antenucci. Tenta la giocata. E il tiro di Sissé che impensierisce il portiere, che deve metterla in calcio d'angolo, ma ottima occasione, peccato per lo stop non felice di Antenucci. Attenzione, pallone rilanciato che stava per diventare buono per Antenucci, che però non ci arriva perché è stato capito dal difensore. Attenzione perché qua intanto si prova un cross, pallone ancora lì, pallone messo fuori, il tiro e pallone alto di poco sulla traversa. Qui una spinta sotto Banelli non punita dal direttore di gara. Attenzione perché qua il Cornedo va via bene, cross in mezzo, la rovesciata e arriva il gol del Cornedo con una fantastica rovesciata. Eccoci qui ritornati per l'inizio di questo secondo tempo. Intanto qua si va per le lunghe, l'arbitro fischia adesso, attenzione, il cross in mezzo per Polo che gira, tenta la girata e qui si lamentano per un fallo di mano, ma l'arbitro dice che non c'è nulla. Sembravano molto sicuri i giocatori della Clivense, Polo sembrava molto sicuro dopo il suo tentativo di girata, ma a quanto pare l'arbitro non è dello stesso avviso e viene anche estratto un cartellino giallo. Vediamo se tenterà la via della rete. Attenzione Antenucci, il tiro ma facile preda del portiere, un tiro centrale, mezza altezza. Ci ha provato, allora è tutto che di guadagnato. Il cross in mezzo, pallone messo fuori, non viene allontanato il tiro e c'è rigore per il Cornedo, fallo di mano. L'arbitro fa attendere, siamo al 90°. La battuta e para Pavoni. Pavoni para, tiene in corsa i suoi, ma ormai siamo al 90° e attenzione perché viene estratto un altro cartellino giallo, un altro fallo da parte della Clivense su un giocatore del Cornedo. Adesso si accendono gli animi con il numero 10 che allontana il pallone. Il numero 10 che è palesemente allontana il pallone per far passare qualche secondo. E attenzione perché viene espulso il numero 10 del Cornedo e viene ammonito, mi sembra Rossato. E ricordiamo che il gioco è stato ripreso al 91° e qualche secondo, quindi 7 minuti di recupero, bisognerebbe arrivare tendenzialmente al 98°. Vedremo se l'arbitro sarà di questo avviso. E attenzione perché c'è un altro cartellino rosso da parte del direttore di gara per non si sa chi, non si capisce chi, si pensa un giocatore del Cornedo. Pallone toccato e attenzione perché il pallone viene messo fuori e qui arriva il triplice fischio dell'arbitro. Finisce qui quindi Clivense Virtus Cornedo